E la buona giornata anche a Stefano Patonelli, presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno anche al Presidente Malama. Allora, notizia che si trova sulle Buongiorno. prime pagine dei quotidiani, la scarcerazione di Jacques Moretti. Ieri già il governo aveva manifestato indignazione con le parole del Presidente del Consiglio Meloni, poi ha anche rinforzato i due vice premier Tajani e Salvini parlando appunto di oltraggio, e pochi minuti fa una nota di Palazzo Chigi molto dura. Non soltanto è stato richiamato a Roma l'ambasciatore d'Italia Berna Cornado, ma è stato dato incarico dal Presidente del Consiglio Meloni e dal Ministro degli Esteri Tajani all'ambasciatore di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese per manifestare e rappresentare viva indignazione. Inoltre si legge: l'Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi. Iniziamo da qui. Patonelli. Beh, poco da aggiungere in questa tragedia immane. Devo dire che forse come mai il Paese si è stretto attorno alle famiglie delle vittime, ai feriti, e credo di poter dire che il governo, il ministro Tajani, la Presidente Meloni hanno fatto tutto quello che dovevano fare, che potevano fare, e hanno il nostro massimo supporto del Movimento 5 Stelle e sicuramente di tutte le altre forze di opposizione. Su questo non ci si divide certamente. Bene ha fatto anche in questa fase il ministro Tajani a richiamare l'ambasciatore italiano in Svizzera per comunicare la posizione forte e chiara del governo, ma che rappresenta davvero tutti gli italiani. È inaccettabile pensare che chi è responsabile in modo evidente del dramma che ha portato a decine e decine di morti, di famiglie spezzate, ma di feriti che avranno una degenza lunghissima, che in qualche modo hanno perso un pezzo di loro in quell'incendio. Ecco, il nostro sdegno per la liberazione su cauzione di Moretti, e sostenere che non c'è pericolo di fuga da chi si è macchiato di un crimine come questo e che rischia di finire tutta la vita in prigione, come è giusto che sia. Ecco, dire che non c'è pericolo di fuga lo riteniamo oggettivamente immotivato, quindi benissimo ha fatto il ministro Tajani, il supporto nostro e di tutta l'opposizione è del tutto evidente. Su questo dossier devo dire che il governo si è mosso molto bene, anche dal punto di vista umano. Penso che per il ministro Tajani il contatto iniziale con le famiglie dei genitori sia stato davvero straziante, quindi a lui va il nostro supporto, il nostro sostegno. Ecco Patonelli, invece voi opposizione siete stati sempre molto critici su questo Board of Peace, avete chiamato un'ONU privata, e anche sulla, come dire, linea del governo che ha cercato di mantenere il dialogo tra le due sponde. Avete accusato insomma il governo di essere remissivo su Trump. Ma guardi, più che sul dialogo sulle due sponde, a me sembra che in questo quadro molto complicato di geopolitica internazionale, di aree di influenza, di rapporti multilaterali che vengono superati dai rapporti bilaterali, l'Italia sia come quei giocatori che fanno scommesse su una partita di calcio e scommettono sull'1, sull'X e sul 2. Potranno dire di aver vinto sempre, in realtà perdono costantemente, perché non è mai chiara la posizione italiana, forse perché le differenze dentro la maggioranza che sostiene il governo sono del tutto evidenti, no? Si ritrovano queste differenze in tantissimi dossier. Il Board of Peace non è un Board of Peace, è una società d'affari che punta a rendere la ricostruzione di Gaza un grandissimo affare immobiliare per l'immobiliarista Trump, un board dove per partecipare devi mettere 1 miliardo di euro, dove però l'unico che ha potere di veto è Trump, dove l'unico presidente che non è mai messo in discussione è quello degli Stati Uniti, che sarà sempre a capo del Board of Peace. Io mi aspetto che venga poi quotato in borsa a questo punto, questo board, questa SPA che Trump sta facendo col contributo di tanti paesi, tra cui spero che non ci sia l'Italia. Ma questo l'abbiamo segnalato, guardi, quando sono emerse i primi contatti di una possibile tregua a Gaza tra Netanyahu e Hamas, oggettivamente lanciate da Trump, con quel piano di, mi sembra, 28 punti, adesso non ricordo il numero esatto. Ci fu un passaggio parlamentare con una risoluzione alla quale noi non partecipammo, non votammo favorevolmente, proprio per questo motivo, perché ritenevamo che il pericolo di una totale ingerenza americana sulla
pelle delle popolazioni gazaue, avrebbe portato a questo, cioè a realizzare un percorso che vada al di là di ogni diritto internazionale, che vada al di là delle Nazioni Unite, che vada al di là della NATO, che vada al di là di ogni diplomazia, ma che semplicemente guardi agli affari. Trump la mattina si sveglia, guarda le quotazioni del petrolio, guarda la quotazione della borsa e poi decide sulla base di ciò che è successo il giorno prima quello che farà il giorno dopo. Ecco, E infatti, il giorno dopo Patuanelli, ancora riguarda il risultato borsistico per poi prendere le decisioni. Questo va bene per un CEO, per un amministratore delegato, un po' meno per il Presidente degli Stati Uniti. infatti le volevo chiedere, mentre ripristiniamo il collegamento con Lucio Malan, ne approfitterei per farle una domanda, perché sembra che Trump, che è stato definito un po' dalla stampa il picconatore globale, ascolti in modo particolare l'andamento delle borse, cioè l'ultima giravolta è avvenuta quando sostanzialmente gli investitori sono un po', come dire, hanno manifestato, sono usciti dal dollaro, i buoni del tesoro, insomma, e qui Trump ha cambiato punto di vista. Sì, sì, ma è esattamente come dicevo, questa è la strategia trumpiana è questa, lancia grandissimi appelli, grandi picconature o grandi, come posso dire, interventi, minaccia la Groenlandia, minaccia l'Iran, poi vede che minacciando un regime change in Iran, il petrolio schizza le stelle, allora ritira questa minaccia perché non può permettersi quell'effetto economico devastante sui conti degli Stati Uniti. Guarda come va la borsa, guarda i titoli l'azionariato, come vanno le azioni e decide sulla base di questo. Di tutto il resto non gliene frega assolutamente niente. Però bisogna anche dire, insomma, adesso mentre attendiamo di ripristinare il collegamento con Lucio Malan, come dicevo, qui non abbiamo ancora la voce della maggioranza, che comunque in effetti sembra che il lavoro portato avanti dal Presidente del Consiglio Meloni sulla de-escalation, sul dialogo, abbia, come dire, raffreddato un po' il clima e che comunque Trump, tra le bordate che ha messo in campo anche nei confronti dell'Europa, stia mettendo un po' il dito sulle fragilità dell'Europa stessa, cioè un sistema che in effetti richiede forse di essere rivisto. Cosa ne pensa Patuanelli, Movimento Allora, 5 Stelle? rispetto alla fragilità europea, guardi, io ho un'opinione molto chiara e netta. L'Europa di fatto così come sta è morta. È morta per una questione demografica, per invecchiamento della popolazione, perché perdiamo popolazione, siamo il continente più vecchio e più anziano del mondo. Perdiamo perché siamo destinati a morire perché c'è un gap tecnologico sia col blocco cinese che con gli Stati Uniti che non recupereremo mai, non abbiamo materie prime critiche, siamo poveri di materie prime critiche e non le sappiamo raffinare, abbiamo delle economie che arrancano e non possiamo quindi fare investimenti, più abbiamo una struttura politico-amministrativa europea che fa acqua da tutte le parti, con il potere di veto, con il fatto che c'è il trilogo, quindi da un lato il Parlamento europeo eletto in un certo modo, la Commissione votata dal Parlamento europeo e poi il Consiglio che è formato dai governi degli Stati membri. Questo porta sempre a dover trovare delle soluzioni di compromesso a ribasso e quindi a non consentire all'Europa di prendere quelle decisioni. E però guardate che i governi sovranisti, come quello in cui siamo oggi, non fanno il bene dell'Europa. L'ha detto benissimo il presidente del Canada l'altro giorno da Davos. Siamo dei piccoli rispetto agli Stati Uniti e soltanto stando uniti i piccoli possono contare qualcosa al tavolo, altrimenti diventano una portata del menù di quel tavolo. E non mi sembra che le posizioni sovraniste di questo governo e di altri governi europei possano portare a un'inversione di questo quadro drammatico per l'Europa e in particolare poi se un governo che si dice sovranista come il nostro in realtà sui tavoli internazionali fa gli interessi di altri paesi. Ieri abbiamo visto grande feste per il rapporto che c'è tra la Germania e l'Italia. Mi sembra di ricordare che per la destra italiana e in particolare per Fratelli d'Italia, il traino europeo era sempre visto come un elemento, da parte della Germania, era sempre visto come un elemento negativo. Oggi è chiaro che la Germania ci ringrazia, abbiamo sostenuto il ReArm-EU che rafforza esclusivamente l'economia tedesca, sosteniamo il Mercosur che rafforza enormemente l'economia tedesca,
E mi sembra del tutto evidente che siamo schiacciati da un lato dalle posizioni americane, dalla debolezza dell'Europa e da una Presidente del Consiglio che in politica estera dice tutto e il contrario di tutto. Ecco Patuanelli, mentre la regia sta cercando di richiamare Malan magari su WhatsApp, visto che il telefono non è raggiungibile per ripristinare il collegamento, perché ovviamente dobbiamo recuperare l'opinione, quindi il punto di vista della maggioranza espressa dall'autorevole presidente dei senatori appunto di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Cambiamo argomento perché la prossima settimana, il 27, ci sarà un appuntamento che rinsalderà al centro del dibattito il referendum sulla giustizia, perché il 27, martedì, il TAR si riunirà in seduta collegiale per decidere se accogliere il ricorso del Comitato del No, cioè se posticipare la data del referendum al 22, che per ora è 22-23 marzo. Le volevo chiedere, Patuanelli, non ha un po' l'impressione che su questo referendum si dia spazio solo alle polemiche piuttosto che ai contenuti e ci sia un tentativo da parte dell'opposizione di trasformare questo voto in un voto politico, in un derby contro il governo, piuttosto che entrare nel merito dei punti che il referendum si pone come obiettivo? Ecco, abbiamo Malan, l'abbiamo ripristinato. Sì. Spero che riesca a sentirmi. Adesso arrivo subito da lei, così Sì, recuperiamo. benissimo, grazie. No, Stefano io non penso Patuanelli. che sì, non vedo da parte dell'opposizione un tentativo né di politicizzare eccessivamente il referendum né di fare una sterile politica senza entrare nel merito. È chiaro che un referendum che modifica la Costituzione e che tocca uno dei tre poteri dello Stato è un referendum politico, anche perché platealmente il disegno di legge è un disegno di legge del governo e quindi è chiaro che in qualche modo ha anche una postura politica rispetto al dibattito che c'è. Io invece vorrei proprio entrare nel merito del referendum e sugli effetti. Adesso entriamo nel merito, Patuanelli. Che dal quale verrà Lucio, fatta scusa, un'estrazione, per cui è una... ma non Sì, prego Stefano. No, ma non è così. Allora, posso due cose. Rispetto al post di Crosetto, vanno visti i sistemi costituzionali complessivi dei paesi che vengono citati, non si può fare un affronto. Certo. E non c'è scritto da nessuna parte che il fatto che ci siano carriere separate tra PM, quindi magistratura giudicante e inquirente, porti a una migliore, come posso dire, condizione per la giustizia per la quale gli errori non ci sono più. Viene citato il caso Tortora. Il caso Tortora è uno dei classici casi di indipendenza tra giudici e PM, perché prima è stato condannato e poi è stato assolto, proprio andando contro quello che diceva il PM inizialmente. Quindi c'è il caso più sbagliato da citare per sostenere il sì, casomai è da citare per dire che non serve assolutamente a niente la riforma. La nostra paura, il nostro timore è che questo porti alla maggiore indipendenza dei PM dai giudici, ma una maggior dipendenza dei PM dalla politica. Sul sorteggio, se avessimo fatto un sorteggio che non dice sorteggio dall'elenco fatto dal Parlamento, ma sorteggio e basta per i membri laici, saremmo stati a favore di questo pezzo della riforma. Il problema è che il Parlamento fa un elenco e metterà magari tutto ex politici che entrano nel CSM e dopodiché si sorteggia tra i membri scelti dal Parlamento. E che sorteggio Sentiamo Malan la risposta, la replica di Malan. Patuanelli, facciamo replicare a Malan. Sì, ma non ci sarà più, quello che dicevo io è che non ci sarà più l'individuazione di una persona, perché intanto difficilmente un parlamentare in carica accetterebbe di stare in questo elenco perché, come dire, fa il parlamentare come seconda scelta. E quanto ai magistrati ci sarà una estrazione a sorte, ma soprattutto è totalmente infondato dire che i magistrati dell'accusa, i PM, saranno in qualsiasi modo sottoposti al governo, perché non c'è assolutamente nulla di questo nella riforma. Viene ribadita la loro indipendenza, semplicemente hanno un CSM che sarà formato solo per quanto riguarda i magistrati, da magistrati inquirenti, per cui semmai sono ancora più indipendenti, non c'è assolutamente nulla, è una estrazione, un'invenzione. È un primo passaggio, un po' come quando, faccio un esempio assolutamente al di fuori del tema giustizia, è un po' come quando tutti i servizi pubblici venivano offerti dai
comuni, e poi si sono cominciate a fare delle società, le cosiddette ex municipalizzate, che però erano al 100% gestite dai comuni, solo il comune dentro. E chi criticava quell'operazione era sì per il primo passaggio, perché poi dentro quelle società arriveranno i privati e poi i servizi dei comuni saranno pessimi e verranno pagati di più. E così è stato. Questo è il primo passo. Prima si scorpora, tra virgolette, il PM dal resto della magistratura, e dopodiché, intervenendo sull'obbligatorietà dell'azione penale e sulle modalità in cui si interfaccia con il PM, sarà soggiogato e sottomesso al volere politico. Allora, grazie, Questo è il onorevole nostro... Sì, ma è